Regina Amore attende nel silenzio di noi stessi e nell'attesa compone un canto che solo chi ascolta veramente potrà godere di siffatta bellezza. Esiste un'alba di luce, dove i cuori di un uomo e di una donna si toccano senza che se ne accorgano. Il cuore di una donna e il cuore di un uomo sono diversi come la luna e il sole. Essi devono necessariamente edificare un ponte d'alba e tramonto per potersi dare amore. L'amore chiama per renderci beati agli occhi del mondo, già che l'amore esprime l'ardore della vita in noi, perché siamo una sola voce che oltrepassa il grido dell'esistenza. Nessuno è più potente di coloro che sono incoronati dall'amore. La parola diviene incontro tra uomo e donna e guida l'unione dei corpi. La presenza dell'amore si rinnova e rivela tutta la sua completezza. Una coppia felice abita nella dimora dell'amore se ospitano l'amore con fare di cuore. Una coppia felice serve all'amore per poter dissolversi nella pienezza del cuore, dell'anima, della mente e del corpo.